Il modus operandi di questo sodalizio era l'assalto a sportelli automatici di istituti di credito e uffici postali di tutto il Triveneto, e quindi procedevano all'effrazione di questi sportelli mediante l'utilizzo di ordigni esplosivi artigianali, di fabbricazione artigianale, autoconfezionati, ad elevato potenziale. Questo consentiva appunto di intervenire sulle casseforti e poi impossessarsi del denaro contante contenuto. Allora, la tecnica della marmotta è oramai qui nel Triveneto diciamo, è fatto ben noto, perché è una tecnica che viene utilizzata da anni. Sostanzialmente si tratta di recuperare degli involucri, creare così artigianalmente degli involucri, per intenderci proprio delle lattine che vengono modellate a mo' di quadretto, avvolte del nastro adesivo, riempite con della polvere pirica, a volte anche recuperata da grossi petardi, unita con poi dei cavi a un terminale con una batteria di un'auto, è in grado di fare contatto e quindi di deflagrare. E mentre appunto questo quadretto di esplosivo cosiddetto viene infilato nella fessura di erogazione dei bancomat, viene stabilito un contatto con la batteria. Nel momento del contatto esplode, salta, e la parte interna della cassa bancomat si apre e da lì poi, dopo aver fatto accesso all'interno dell'istituto di credito, sfondando la porta con dei picconi, prelevano i soldi che vengono letteralmente scaraventati per aria. Ed è un'azione velocissima perché, appunto, come dicevo prima, nel giro di massimo 3 minuti c'è l'arrivo e la fuga. Questi soggetti sono gravemente indiziati di appartenere appunto a un'associazione a delinquere, dove quindi ciascuno aveva un proprio ruolo, vi erano sostanzialmente dei leader che decidevano modalità e diciamo così dei colpi, e poi vi era tutta una serie di gregari che aveva ciascuno un proprio ruolo, chi fungeva da palo, chi da autista di queste macchine di grossa cilindrata utilizzate dall'organizzazione per gli spostamenti, e chi si occupava poi materialmente appunto di trafugare il denaro contante per svariate migliaia di euro, ripeto, da questi sportelli automatici. Parliamo di persone che hanno fascia d'età tra i 30 e anche i 60, ecco. Persone che hanno precedenti specifici, quindi sicuramente molto, molto capaci. Tutti pregiudicati? Tutti pluripregiudicati per reati specifici. Si ritiene che la base operativa e logistica di questa organizzazione fosse presso l'abitazione di uno degli indagati, dove avvenivano con tutta probabilità le riunioni prima del compimento della commissione dei reati, e poi dove successivamente con tutta probabilità avveniva anche la spartizione del bottino fra i vari componenti dell'organizzazione. Erano tutti colpi lampo e ben organizzati? Sì, c'era un'organizzazione assolutamente strutturata, dove proprio il fatto di aver definito per ciascuno dei componenti il ruolo faceva sì che le azioni criminose si svolgessero in pochi minuti. In pochissimi minuti, quindi in modo tale da eludere l'intervento delle forze dell'ordine, allontanarsi in maniera velocissima dalle località, appunto dagli istituti di credito piuttosto che dagli uffici postali che venivano assaltati. Come proseguono le indagini? Le indagini proseguono per cercare di capire quali sono stati i canali di smistamento del denaro. Abbiamo qualche elemento su cui approfondire, in particolar modo qualche ristrutturazione di immobile, ma anche qualche acquisto di autovettura. Ovviamente si tratta di beni oggetto di riciclaggio. In quel senso cercheremo di fare luce. Insomma, andiamo avanti perché non è un'indagine che non è conclusa, ecco.